Tragico incidente questa mattina lungo via Ferrarini a Milano. Un'anziana signora residente del posto è stata investita mentre correva in sella alla sua bicicletta. Si chiamava Paola Mauri, aveva 82 anni e l'impatto con l'auto guidata da un 86enne del posto non le ha lasciato scampo. L'anziana stava andando al mercato quando all'altezza dell'incrocio tra via Wolferrari e via Porara, proprio davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandici accanto alla parrocchia, è avvenuto lo scontro. Sul posto è giunta immediatamente l'ambulanza del 118, i cui sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Secondo le prime informazioni, sarebbe finita parzialmente schiacciata sotto il peso dell'auto. In supporto alle operazioni di soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco, che più tardi hanno spostato l'automobile, e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruendo la dinamica, delimitando l'area. La signora era appena uscita di casa, poco distante dal luogo dell'incidente. Era vedova e lascia 3 figli, di cui uno che viveva insieme a lei. Il drammatico incidente pone l'attenzione su una questione che già da tempo molti residenti della zona segnalano, senza però ottenere risposta. È un stop pericoloso questo, sia di là che di qua, tutte e due le strade. I bambini camminano là per andare a scuola, che li vedo tutte le mattine. E qua non si vede niente, quando si va fuori da questa strada non si vede niente. Quando che io vengo a portare via immondizio con mio marito, queste strisce pedonali, se tu non li fermi le macchine vanno via dritti, dritti. È pericoloso per i bambini di a scuola, anche quello passaggio che è là, dove c'è la signora morta poverina, anche là è pericoloso.